5 lire di carameli. E la piccola bambina era felice e portava a casa pesciolini rossi, verdi, gialli. 5 lire per accattare su munno, che aveva il sapore dei sogni. Naturalmente piccoli sogni, ripicciridda, cataliava e cercava usapuri la vita. Erano leggere le 5 lire e piccole, stavano dentro la mano e si riscaldavano con il sentimento ancora acerbo. I 5 lire, rincia o carusiello, suonavano e facevano scruscio, che paria una musica. Il pesciolino e i 5. La piccerida si sentia ricca e contenta. Cosa poteva comprare? Tante cose. Ci pensava quando il carusiello diventava pesante. Che maccatto! Poi si viri. Ma ci pensava e fantasticava. E di notte i suoi sogni sfilavano sopra vancato la putia, un rincia e bocci rivicio, i carameli ataliavano rispettosi. E Ida si portava a casa con 5 lire nel 1953. Avevo 5 anni nel 1953 e ancora non chiedevo soldi a mia mamma o a mio papà per comprarmi le caramelle a putia di Don Turiddu ricotta. Ma io ci andavo stesso. Quando uscivo da scuola lo convento di San Giuseppe, le sorelle da via Terranuova, Iuso. Sì, perché Ibla allora era solo una traduzione in lingua italiana. A casa, all'asilo, do Curtiglio, una scaletta di Sant'Agnesia, con l'altre piccerelluzze, si parlava a carcarara e basta. E quando qualcuno voleva fare un filosofo, vale a dire che parlava al letterato, facemmo finta di non capirlo e manco ci davamo piacere di risponderci. Maria Bugliarisi, con le sue dolci note di Talechiti Cuntu, apre lo scrigno del verde quotidiano della vita, ricco di 5 e 10 lire, le monete che hanno dato vita al sorriso per comprare le caramelle, ma anche la spensieratezza dei giochi fanciulleschi per divertirci con gli spiccioli, o a Testelliccia, o a Mediovisola, Tavanedda di Donna Nea e Don Pippino, pane minuzzato un primo, un sarto che tagliava così e l'altro, un frate Nico, che lovava in cima in te cavo sente giacche e poi pigliare un fierro cavo e stirarle e appennirle in te rocca dell'armadio, fino a domenica, quando venia Cicciuzzo, un figlio di Rosa Centunza, un carosiello che a 13 anni aveva nasciuto la scuola elementare e ci guardava neanche di Ronzaro, che li consegnava nelle case dei clienti. Maria, aedo degli ebrei, se non fosse per i tuoi fascinosi conti, ammantati di canti, visioni e suoni, non avrei avuto richiami di memoria così lontani e infinitamente stupendi. Tu ancora soffi acume nelle menti di chi ti segue e innalzi sentieri alti di gioia e spensieratezza vissuta, e tale da addolcire e provocare sorrisi, persino a volti impietriti di quelli che fummo ragazzi e prima ancora bambini, cresciuti lontano dalla malvagità che oggi, ahimè, serpeggia. Del professor Giuseppe dei Firrinceli. Sono bastate 2 semplici parole, 5 lire, per aprire lo scrigno dei ricordi, e come un fiume le sensazioni ti avvolgono l'anima
e la mente ti porta lontano. Le 5 e le 10 lire erano le monete che cercavo di accumulare nel salvadanaio di terracotta, che aveva la forma di un piccolo bummolo. Era il tesoro che mio padre rompeva prima del Natale. Una scorta di monetine che servivano per giocare a tombola o a 7,5. Io venivo ricompensato con le monete più grandi di 50 e 100 lire. Mi sentivo ricco. Con le famiglie del vicinato ci riunivamo attorno a una grande tavolata a casa della signora Concettina. Noci, mandorle, arachidi, chissà perché li chiamavano calacausi, e simenza, erano stuzzicanti e servivano a completare il pasto serale. Non mancavano anche i buoni dolcetti fatti in casa, nel forno nel cortile che conservava l'odore del legno bruciato e che richiamava il sapore delle cose buone. Le vacanze di Natale erano una lunga festa da passare con parenti e amici e si aspettava la sera per questi riti semplici ma veri. Fave secche e ceci servivano per riempire le caselle delle cartelle della tombola. Quante risate, quanta gioia se riuscivo a vincere qualche terno o ancora la quaterna o la cinquina. Con la tombola che riempiva il mio posto di monete grandi e piccole, mi sentivo un re. E poi, con i Carusi, la banda della Fiumara, andavamo al cinema. A Modica c'erano 3 sale. I nostri film preferiti, Cowboy, Cappa e Spada, Tarzan, e poi ad imitarne le gesta tra gli alberi di carrube e mandorle. Non c'erano i cellulari per essere rintracciati da mamma e papà. Le nostre grida echeggiavano tra gli orti e l'alveo della Fiumara. Erano il nostro GPS e bastava un richiamo gridato per farci correre a casa. Ricordi che ti accarezzano l'anima. Di Giovanni Ridinò.